Morire a 20 anni, scappando da cosa e perché? Domande che ci si pone nel momento in cui dagli sbarchi senza freno si arriva a quello che sembra più un luogo di reclusione che un alloggio. Un ammasso di persone fatte arrivare e poi lasciate nei vari centri che sembrano carceri, come Villa Sicania, inadeguati certamente, come ripete il sindaco del paese, inadeguati come gli hotspot strapieni. Ecco allora la risposta alla prima domanda: morire a 20 anni scappando da cosa? Da queste cose, anch'esse orribili. Chi parla di bloccare i migranti prima che arrivino non è certo un razzista. Volere evitare quello che succede ed è successo a Siculiana significa essere coscienti e responsabili, significa desiderare casomai un altro tipo di accoglienza, non questo tipo di accoglienza che oltretutto ha un costo salato che pagano gli italiani. Accoglienza sì, far morire sull'asfalto di notte come è morto il giovane eritreo sicuramente no. Assolutamente no, ed è tempo che si ragioni della questione migranti sul serio. Lo faccia la politica, ma lo facciano tutti, compresi i sacerdoti che non possono minacciare scomuniche per chi chiede solo che la Sicilia venga liberata dall'invasione incontrollata, che è la causa diretta delle tragedie.